nella cucina del Fetobore Rosemary stamani ho un nuovo piatto, il piatto che stamattina è fagiolini con le patate. Vi faccio vedere quello che mi serve per preparare questo piatto. Aspettate, come sempre, non andate via. Per preparare i fagiolini con le patate mi ci vuole i fagiolini, cipolle, patate, pomodoro, basilico, un dado, olio extravergine e sale. Partiamo a mettere il nostro fagiolino a cuocere e se aggiungiamo subito la nostra cipolla e basilico. Dimenticavo anche di menzionare, c'è anche basilico per dare un po' di profumo. Mettiamo un po' d'acqua, perché se no come si fa a cuocere. Mettiamo il nostro dado, anche la mia passata di pomodoro. Mettiamo tutto, bisogna anche mescolare, mescoliamo un po', così lo facciamo cuocere per 20 minuti a momenti. Mettiamo un filino di basilico, così quando cominciamo a bollire si cominciamo a sentire un po' di un bel aroma. Allora lo faccio cuocere per 20 minuti e poi dopo devo aggiungere le patate. Non andate via, aspettate, così vedrete come viene stamattina il mio fagiolini con le patate. Poi si tappa e a più tardi. Wow, dopo 20 minuti giriamo un po'. Ora aggiungiamo le nostre patate, aggiungiamo un gocciolino di sale, giriamo un po', aggiungiamo ora la nostra olio extravergine. Ora lo lasciamo cuocere per altri 20 minuti. Vi ricordate ancora che non è ancora iscritto sul canale dei Fetobore Rosemary? Fatelo, condividere il video con i vostri amici e parenti. E vi ringrazio a tutti come sempre, però nel frattempo aspettiamo altri 20 minuti che i nostri fagiolini e le patate si cuociono e poi vi faccio vedere come è venuto alla fine. Grazie a tutti voi. Nel frattempo si ritappa. È passato 20 minuti. Ok, ora non ce n'è più liquidi. La mia fagiolini con le patate è pronta. Avete visto? Di qui non ci sono più. Ok, questa è la mia fagioli con le patate. Aggiungiamo questo e pronta. Spegniamo il fuoco. Ricordate di iscrivervi al canale dei Fetobore Rosemary, condividere il video con i vostri amici e parenti. Fagiolini e le patate del Rosemary e Fetobore è pronta. Buon appetito a tutti voi e a prestissimo.